Ma quelle sono due grosse risorse che possiamo avere noi dalla panchina e che poche altre squadre hanno, forse nessuno, anzi probabilmente nessuno in questa lega. Non penso che sia stato il loro ingresso a cambiare la partita quanto il gol subito e l'approccio che è cambiato nel secondo tempo, perché nel primo tempo abbiamo giocato sostanzialmente benino e poi siamo stati veramente mosci, supponenti e poco incisivi negli ultimi 10 metri e contro una squadra come il Cottini non te lo puoi permettere perché poi loro comunque hanno fatto fondamentalmente un solo tiro nel primo tempo, però se sei cinico poi meriti di essere in vantaggio. Quindi l'1-0 loro ci ha dato anche la scossa per fare qualcosa in più nell'area avversaria. L'ingresso di Piro e di Christian magari ci ha dato quella carica che è mancata nei primi 25 minuti. Nel secondo tempo abbiamo visto un Cotton Club molto più reattivo, ma innanzitutto dalla fase di pressing e dalla fase difensiva. Noi quando iniziamo a pressare alto e riusciamo a fare nostro il ritmo degli avversari, allora poi possiamo rendere anche in attacco ed è più o meno quello che è successo. Sì, però l'abbiamo fatto in maniera differente, cioè abbiamo tenuto il possesso della palla, ma non siamo stati irruenti sportivamente parlando come poi lo siamo stati nel secondo tempo e come siamo abituati ad esserlo. Siamo entrati fondamentalmente più tranquilli e rilassati, abbiamo gestito il pallone e quando poi abbiamo avuto le occasioni non le abbiamo sfruttate, ma le occasioni le abbiamo create. Il Cottini siamo stati bravi a tenerlo lì, a tenerlo prestato nella sua metà campo, soprattutto diciamo in questo primo tempo in cui abbiamo avuto più possesso palla, però ripeto, se poi la squadra avversaria prende, segna e con un tiro in porta è merito loro, che non è che dice ah sono stati fortunati, no, loro hanno avuto l'occasione e l'hanno sfruttata bene, noi abbiamo avuto le occasioni e le abbiamo sfruttate male, al contrario nel secondo tempo siamo stati bravi a sfruttare quanto creato anche ripagando la squadra degli sforzi fatti nel primo tempo. Beh, sicuramente la sorpresa di questo inizio campionato, perciò siamo ben contenti di affrontare una formazione valida e speriamo che i ragazzi approccino a questa partita come abbiamo visto la squadra nel secondo tempo. Vediamo loro come prepareranno la partita su di noi. Noi siamo questa squadra qui e giochiamo sempre allo stesso modo e sicuramente non abbiamo intenzione di adattarci a chi affrontiamo. Vediamo loro come affronteranno questo impegno. Hanno dimostrato che possono battere compagini già affermate, consolidate nella Serie A della Lega Calcio 8 e penso che sarà una gran bella partita.